Stangata in arrivo anche per i veneti con il 1° gennaio, dalle bollette di luce e gas ai pedaggi in autostrada. In media ogni famiglia dovrà sborsare oltre 500 euro. Dalla Procura di Treviso la richiesta di stato di insolvenza per Veneto Banca. Se venisse accettata dal Tribunale Civile si aprirebbero nuovi scenari per i risarcimenti dei risparmiatori. Senza lavoro decide di fare la escort ma viene ricattata da un cliente, denunciato nel Padovano un impiegato quarantenne. Dopo l'ennesimo scontro tra una gondola e un vaporetto riesplode la polemica sul caos del traffico acqueo a Venezia. Troppe aggressioni al personale del pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, così l'ULSS pagherà di tasca sua una guardia giurata per un presidio fisso di sicurezza. Il sindaco di Venezia traccia le linee del 2018, dalla sperimentazione del numero chiuso in piazza San Marco alla richiesta di maggiore autonomia per la salvaguardia della laguna. Domani sera sulla nostra emittente andrà in onda il messaggio di auguri di fine anno del governatore del Veneto Luca Zaia, un momento per tracciare un bilancio del 2017 e guardare al 2018. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano parliamo di ciò che accadrà dopo che ci saremo risvegliati, sobri o meno, diciamo così, dal Capodanno, dalla fine dell'anno, dalle feste di domani, perché dal 1° gennaio anche per i veneti è in arrivo una stangata e anche pesante su alcuni importanti servizi. Una batosta per le famiglie italiane proprio all'inizio del nuovo anno, quando dovrebbe regnare la positività per i 12 mesi che stanno iniziando. Ottimismo smorzato però dagli aumenti delle tariffe di luce, gas e autostrade. Si stima che ogni nucleo familiare nel 2018 dovrà fare i conti con un aggravio di 590 euro. Nel dettaglio, per l'energia elettrica ci sarà un aumento del 5,3%, per il gas del 5%. Una famiglia tipo per la luce sborserà 535 euro, 1044 quelli che invece dovrà tirar fuori dal portafoglio per le bollette del gas. Attenzione dunque ai consumi, ma anche per chi viaggerà non mancheranno le amare sorprese. Annunciati aumenti anche per le tariffe autostradali che variano a seconda delle tratte. Per la Venezia-Belluno l'incremento è stato calcolato in 1,51%, pari a circa 20 centesimi. Uguale l'incremento per la Brescia-Padova, calcolato in un più 2,08%. 30 centesimi invece dovrebbe essere l'aumento per la tratta Venezia-Mestre-Trieste, pari all'1,88%. Questo per far fronte agli investimenti messi in campo per la realizzazione della terza corsia. Ed ora le novità sul fronte banche venete con l'ipotesi fallimento per Veneto Banca, una questione giuridica che parte dalla richiesta di uno stato di insolvenza da parte della Procura di Treviso che potrebbe aprire nuovi scenari per il risarcimento degli azionisti. Veneto Banca è o non è fallita? Un dubbio sul quale dovrà esprimersi il Tribunale, che potrebbe fare una grossa differenza per tutti gli attori di questa vicenda, che rimarrà nella storia trevigiana e non solo. Perché nel caso venisse di fatto dichiarato il fallimento, verrebbero coinvolti tutti gli amministratori fino al passaggio a Banca Intesa, ovvero da consoli a Fondo Atlante compreso, che significa per gli azionisti ancor più garanzie di recupero degli investimenti. Un nodo tecnico sollevato a suo tempo da una cinquantina di azionisti guidati dall'avvocato Luigi Fadalti, che hanno presentato un'istanza di insolvenza in relazione al mancato ristoro dei titoli sottoscritti. Insolvenza non vuol dire fallimento, sottolinea l'ex presidente del Tribunale Giovanni Schiavon, perché primo una banca non può fallire, secondo perché l'insolvenza era nei confronti degli azionisti e non dei fornitori o dipendenti, e gli azionisti, proprio per la tipologia di investimento e di legame giuridico con la società, possono vantare un credito relativo e non assoluto rispetto ai collaboratori diretti e indiretti. Valutazioni tecniche quanto fondamentali, considerando che nelle intenzioni degli avvocati dei 50 ricorrenti nel mirino ci sarebbero soprattutto le società di revisione di Veneto Banca, che per queste situazioni sono blindate da pesanti polizze di assicurazione. Come dire, alla fine i soldi per gli azionisti potrebbero arrivare dai Lloyds inglesi. La cronaca adesso, parliamo di una ragazza, siamo nel Padovano e non è ormai più un caso isolato, una ragazza, una giovane donna che per necessità, per crisi, decide di diventare una escort, solo che in questo caso viene ricattata da un cliente, così dopo le indagini viene denunciato un impiegato quarantenne che a settembre aveva anche sequestrato per un'intera notte un'altra donna.
Gli echi della crisi e della mancanza di lavoro, per questo una giovane 29enne di Ebignasseco ha deciso di diventare escort. Dopo vari incontri con un cliente per cui aveva posato senza veli, la donna si è trovata a fare i conti con un ricatto. Ho 400 euro, o racconto tutto ai tuoi genitori, la minaccia dell'uomo. Un quarantenne impiegato di Piombino Dese, non nuovo, problemi con accompagnatrici, è arrestato a settembre per aver sequestrato e poi rapinato un'altra donna. Senza timori, la giovane ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno denunciato il quarantenne per tentata estorsione. Allora a Venezia, perché ieri un nuovo scontro tra gondola e vaporetto, c'è stata paura in bacino San Marco, fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è un caso, l'ennesimo, che fa riemergere la problematica del traffico acqueo a Venezia, il dibattito dunque che si riapre. Allora ci racconta tutto in diretta da Venezia il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno, è stata ricostruita con esattezza dalla polizia locale e dalla capitaneria di Porto la dinamica dell'incidente avvenuto ieri verso le 12:30 alla fermata CTV di San Zaccaria. Per chi non è veneziano siamo esattamente di fronte a Palazzo Ducale, un incidente certamente non grave che però riapre il tema di una zona di Venezia che è davvero troppo congestionata dal punto di vista del traffico acqueo. Comunque questi sono i fatti, alle 12:30 il vaporetto era fermo, ormeggiato all'imbarcadero, questa gondola che era condotta da un sostituto, quindi non probabilmente il più esperto dei gondolieri, a causa delle forti onde e forse della scia di un altro mezzo ha cambiato direzione e quindi è finita contro questo vaporetto, il ferro da gondola ha colpito un finestrino mandandolo in frantumi, nessun altro danno. Però c'è stata una donna che è rimasta sotto shock per il panico comprensibile in questa situazione. Quello che chiaramente questo incidente riporta alla luce è il tema, come si diceva, del traffico acqueo, di canali sempre più congestionati e provvedimenti anche da parte del comune che tardano ad arrivare, ed è impossibile non pensare all'incidente mortale del turista tedesco del 17 agosto 2013, quindi un tema che sicuramente dominerà le cronache nei prossimi giorni. Questo per il momento da Venezia è quanto, ci risentiamo con i prossimi aggiornamenti nelle edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Sempre di incidenti parliamo, ma incidenti sulla terraferma, sulla strada, perché a Casier è cordoglio per la morte di Edi Ganassin, 65enne vittima ieri pomeriggio, lo abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di Treviso, del terribile schianto lungo strada Ovest, proprio nel capoluogo della Marca. L'uomo viaggiava in sella allo scooter con la moglie quando un'auto, svoltando, ha travolto il mezzo, sbalzando i coniugi sull'asfalto. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo, morto sotto gli occhi della moglie, ferita ma fortunatamente viva. Una Marca trevigiana che peraltro piange anche un'altra vittima in queste ore, perché Valerio Caverzan, 67enne di Montebelluna, che giovedì, lo ricorderete, era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, dopo 2 giorni di agonia in ospedale è infatti spirato senza riprendere conoscenza. Un altro incidente stradale ieri pomeriggio, grave, a Montegrotto Terme, fortunatamente però in questo caso il bilancio è di un ferito che però non è in pericolo di vita. Sentiamo. Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale in via Caposeda a Montegrotto Terme. È stato preso in cura dal personale del SUEM 118 e accompagnato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un camion. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Ancora la cronaca, carabinieri hanno arrestato un cittadino senegalese, operaio 33enne, per maltrattamenti in famiglia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia. Il provvedimento, scaturito dall'attività di indagine sviluppata dai militari, ha avuto inizio dalla denuncia presentata dalla moglie, una 40enne veneziana, che fin dall'inizio del matrimonio, avvenuto 9 anni fa, aveva subito non in maniera continuativa aggressioni verbali e fisiche dal marito. Nell'ultimo periodo queste aggressioni erano diventate insostenibili. Nel 2012 la donna aveva presentato una prima denuncia per aggressioni fisiche, poi però l'aveva ritirata, come purtroppo spesso accade, per
a seguito di un rappacificamento tra i due. La donna poi ha presentato una seconda denuncia e l'ultimo episodio eclatante è arrivato quando, al culmine dell'ennesimo litigio, l'uomo ha ferito con un coltello da cucina la donna alla mano e quindi è scattata l'indagine e quindi anche l'arresto di questo operaio 33enne senegalese. E a proposito di questione di sicurezza, troppe aggressioni al pronto soccorso, al personale medico del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. È una piaga che non riguarda solo l'ospedale di Vicenza, ma in particolare negli ultimi periodi proprio l'ospedale San Bortolo, e dunque l'ULSS decide di pagare di tasca sua una guardia giurata. Al pronto soccorso arrivano i Rangers. L'azienda sanitaria corre ai ripari contro le innumerevoli aggressioni al personale nell'ultimo anno. Dall'inizio dell'anno infatti ci sarà un presidio fisso all'interno del reparto, una guardia giurata sarà presente per 15 ore al giorno, intanto fino a primavera. Una decisione del direttore Pavesi, che ha commentato come spesso arrivino al pronto soccorso soggetti ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aggressivi e che vanno gestiti. Soddisfazione è arrivata anche dal sindacato, che da tempo chiedeva un intervento in questa direzione. Ed ora parliamo di bilanci del 2017 e di quello che aspetta i cittadini nel 2018. In questo caso parliamo di Venezia. Ieri l'incontro di fine anno del sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro, che ha parlato di turismo, ma ha parlato anche di una richiesta forte di autonomia per gestire alcune importanti situazioni e temi di Venezia, e ha parlato anche della separazione Venezia-Mestre. Sentiamo. Sarà sperimentato nel 2018 l'annunciato sistema di regolamentazione degli accessi in piazza San Marco. Una rete di telecamere dotate di uno speciale software conterà in diretta le entrate e le uscite, mentre sulle vie d'accesso saranno posizionati dei semafori che diventeranno rossi quando si supererà una soglia di presenze stabilita. Non impediamo l'accesso, ma semplicemente lo rallentiamo, lo blocchiamo finché c'è un certo numero di persone in piazza. Uno aspetta, quando il semaforo torna a essere verde può entrare di nuovo in piazza. Limitazioni che potranno valere per i soli turisti o i soli visitatori giornalieri, lasciando libero l'accesso agli abituali frequentatori della piazza. Va fatta una tessera specifica, no, che evidentemente avranno i cittadini, le persone che lavorano, gli studenti, insomma quelli che hanno tutti i titoli. Magari anche ci aggiungeremo con qualche costo in più i soggiornanti negli alberghi. Adesso vedremo un attimo. È chiaro che daremo un vantaggio a chi risiede nel comune di Venezia, nella città di Venezia. Se il sistema funzionerà per piazza San Marco, potrà poi essere esteso ad altre zone della città. Tutto questo vorremmo renderlo trasparente su internet, perché uno vede già quanta gente c'è, in questo caso in piazza, piuttosto che in altri luoghi della città, e si regola di conseguenza. L'avvio della sperimentazione è stato annunciato da Luigi Brugnaro durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Sulla scia del governatore veneto Luca Zaia, anche il sindaco è pronto a rivendicare una maggiore autonomia per la città. Chiediamo la gestione di alcuni settori specifici in voga, come la salvaguardia della laguna e il porto. Quanto al paventato referendum per la separazione di laguna e terraferma, Brugnaro si augura che prevalga il senso di comunità. Altrimenti, profetizza, Venezia finirebbe per diventare un sito archeologico come Pompei, mentre Mestre avrebbe un destino simile a quello di Prato, finita in mano alla manifattura cinese a basso costo dopo essersi separata da Firenze. Certamente noi siamo perché la città diventi più grande, più forte e conti di più proprio a Roma e anche forse nel Veneto. Divisi effettivamente siamo più deboli, questo i cittadini penso lo sanno bene. E il bilancio 2017 e quello che ci sarà nel 2018, le sfide del 2018, di questo parlerà anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che domani sera farà i suoi auguri di fine anno ai veneti proprio dalla nostra emittente. Quindi il messaggio di auguri di fine anno del governatore Luca Zaia domani sera su Antenna 3. Allora sentiamo come lo stesso Zaia ci parla di questo messaggio di domani. Intanto ringrazio voi, ringrazio l'editore Giannakopoulos per questa ospitalità. È un modo di comunicare, ma anche con gioia di fare gli auguri ai veneti, alle venete e a tutti coloro che vivono in Veneto. E anche di ringraziare, me lo lasci dire, no? Ringraziare per il calore dimostrato, cioè noi amministratori possiamo anche essere bravi, no?
qualcuno fa anche danni. Possiamo essere anche bravi, ma se non hai il calore del tuo popolo, che è la vera benzina, no, per lavorare. Pensi al referendum 22 ottobre 2017, vedere 2.400.000 veneti che vanno a votare ti fa capire che c'è un popolo che quando lo chiami all'appello risponde sì. E quindi sarà l'occasione per fare un bel bilancio e dall'altro fargli gli auguri, che faccio anche a voi, buon 2018, che si realizzino veramente tutti i progetti per tutti noi, che ci sia la salute e che sia l'anno dell'autonomia, lo possiamo dire, no? Ci stiamo dando da fare, i veneti ci hanno dato una grande carica, a Roma hanno capito che non scherziamo, quindi buona autonomia a tutti e buon 2018. E intanto proprio dalla Regione arriva un no definitivo da parte appunto della Regione ai pirogassificatori di Paese e Gaiarine. Bocciati definitivamente dalla Regione i pirogassificatori che una società svedese voleva costruire a Paese e Gaiarine. Una forma di tutela, spiegano da Venezia, dei territori in questione che si sono letteralmente sollevati con assemblee e proteste contro la realizzazione dei due impianti a biomassa. Dalla giunta di Palazzo Balbi la decisione di imporre lo stop con la bocciatura dei progetti presentati dalla Cortus Energy, che ora potrebbe avanzare ricorso. Un provvedimento che segue il no nel 2016 della Commissione Ambiente. A Paese la costruzione del pirogassificatore era prevista in località Troian, dove era collegata alle serre dell'azienda padana, mentre a Gaiarine la zona interessata era quella vicino al bosco Zacchi. Due ipotesi contro le quali c'era stata una levata di scudi da parte di amministrazioni locali, associazioni ambientaliste e cittadini. Rimane il rammarico, spiegano dalla Regione, per l'assenza di una legge sul tema che freni la proliferazione di pirogassificatori e metta al riparo lente da eventuali contestazioni. A proposito di ambiente, stop al glifosate a Conegliano in altri 4 comuni, ma l'obiettivo è di vietare nel 2018 l'erbicida sospettato di essere cancerogeno in tutti e 15 i comuni del Prosecco di OCG. Con questa ordinanza che abbiamo adottato nei 5 comuni viene reiterata il divieto dell'utilizzo del glifosate, del principio attivo glifosate, negli erbicidi utilizzati in agricoltura. Stop al glifosato. I comuni di Conegliano, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Tarso e San Pietro di Feletto hanno prorogato l'ordinanza che vieta il pericoloso erbicida anche per il 2018, una decisione presa per salvaguardare ambiente, paesaggio, ma soprattutto la salubrità della falda acquifera che nel 2016 e in un caso anche nel 2017 ha riscontrato sforamenti nei valori riconducibili al glifosato. Una falda molto ricca, quella di Conegliano, ma vulnerabile. Perché è un grande materasso ghiaioso nel quale le sostanze chimiche sversate possono raggiungere la profondità e quindi potenzialmente arrivare nella rete. Questo rende necessario che le sostanze chimiche che hanno problemi, se raggiungono la rete, debbano essere inibite, debbano essere vietate. Così i 5 comuni hanno deciso di prolungare il divieto anche per l'anno che sta per cominciare. Questo divieto dell'utilizzo del glifosato anche per il 2018, proprio per una salvaguardia del territorio, ma in primis delle persone che vi abitano. Un divieto che presto potrebbe diventare strutturale ed allargarsi a tutta l'area che produce il prosecco di OCG, altri 10 comuni. Quello che è importante oggi non è tanto l'ordinanza quanto l'accordo tra i 15 comuni della DOCG che prevedono nel 2018 di portare un affinamento dell'articolo 11 del regolamento che preveda l'esclusione del glifosato direttamente per tutti i comuni della DOCG. Torniamo nel Padovano, aveva fatto discutere nei mesi scorsi la vicenda del nordafricano che scontava in canonica una condanna ai domiciliari per spaccio di droga. Ora però la convivenza con il parroco di Rustega, Don Marco Scattolon, è finita. Sentiamo perché. Per 2 anni e fino a qualche giorno fa il parroco di Rustega di Campo San Piero ha ospitato in canonica il 33enne marocchino Mohamed Taufik ai domiciliari per spaccio di droga. Non avendo una casa aveva trovato in quella di Don Marco Scattolon il luogo dove scontare la pena, ma negli ultimi tempi la convivenza tra il parroco e il giovane nordafricano era diventata difficile. Controllava, diceva ma non devi aiutare gli altri, devi aiutare solo me, non solo non si accontentava ma a volte urlava, gridava, offendeva un po', gli italiani sono egoisti, sono tutti, non si devono dire certe frasi a voce alta, anche perché non sono vere. Ho dato anche dei soldi, devo dire, non l'ho detto a nessuno, ma ho dato 5.000 euro a disposizione sua
quando ha finito di restare qui con me. Di più non posso dare, i miei nipoti non ricevono mai un regalo del genere. La carità è paziente, ma almeno sulla terra ha un limite. Don Scattolon, con la coscienza tranquilla, ha avvisato i carabinieri e la convivenza con Taufik si è conclusa. Non avendo un altro posto dove andare, lo straniero è tornato in carcere a Padova. Alla canonica di Rustega ogni giorno arrivano dalle 5 alle 10 persone in cerca di un aiuto economico. Il sacerdote fa quello che può. Ci dai 2 euro, a volte si compra la scopa, i calzini, ma ormai potrei fare il comprare io, perché tanto... Tantissimi veneti a letto con l'influenza, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. L'influenza ha colpito 14.085 persone in Veneto nella sola settimana di Natale. Gli abitanti della regione che hanno già contratto il virus dall'inizio della sua diffusione sono invece complessivamente 44.600, con un'incidenza media di 2,87 casi per 1.000 assistiti, molto più bassa del resto di quella nazionale che è al 6,39 per 1.000. Lo rivela il primo rapporto epidemiologico sull'andamento della stagione influenzale 2017 e 2018 redatto dalla Direzione regionale Prevenzione, elaborando i dati trasmessi da una rete di 104 medici sentinella operanti in tutte le ULSS. La fascia d'età maggiormente colpita è quella dei ragazzi tra i 5 e i 14 anni, con un'incidenza di quasi il 6 per 1.000. In consistente aumento risulta l'incidenza tra i bambini tra gli 0 e i 4 anni, attualmente al 3,66 per 1.000. Meno interessate per ora le classi d'età centrali e gli anziani. Ad oggi, spiega la Regione, non sono ancora giunte segnalazioni di forme gravi e complicate di influenza. E a proposito di sanità, non si ferma in questi giorni l'intensa attività del reparto di patologia neonatale dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, un punto di riferimento fondamentale per il territorio. In questi giorni di festa abbiamo avuto tantissimi genitori già dimessi che ci hanno chiamato, che ci hanno fatto gli auguri, e questo è un po' un termometro del fatto che resta un rapporto che va oltre, diciamo così, l'assistenza diretta. Gli angeli custodi dei bambini hanno il volto della dottoressa Paola Cavicchioli, ma non solo, volti di dottori e dottoresse, infermieri ed infermiere, quelli che nel reparto di patologia neonatale dell'ospedale dell'Angelo aiutano mamma e papà in un momento delicatissimo, quando cioè i piccoli nascono con difficoltà o prima del loro orologio biologico. Dall'inizio dell'anno, degli oltre 1.700 bambini nati nel nosocomio, oltre 150 hanno presentato patologie a rischio, in maggior parte i prematuri. Il reparto di Mestre si conferma punto di riferimento a livello provinciale. Nasce per i bambini che nascono prima del tempo e questo può essere un bambino che nasce un paio di settimane prima e che quindi non ha nessun problema particolare, ma soprattutto bambini che nascono 2 o 3 mesi prima del termine e che quindi non hanno ancora raggiunto le competenze per poter vivere fuori dall'utero della mamma, respirare, mangiare, scaldarsi, e quindi hanno bisogno proprio di essere accompagnati in questo periodo di transizione in cui noi ci sostituiamo, anche se non siamo così bravi, all'utero della mamma per fargli raggiungere le loro competenze. Il concetto è quello di Family Center Care, perché i genitori vengono coinvolti e mai messi da parte. È nato a 36 settimane, quindi prematuro, ma in realtà quasi arrivato a termine. Sia io che il padre possiamo venire qua quando vogliamo. Li coinvolgiamo da subito vicino al bambino con il latte della mamma, la mamma impara a cambiarli anche nella termoculla, impara a dare il latte magari con una siringhetta o attraverso un sondino. Luci soffuse, culle speciali, attenzione massima e coinvolgimento di mamma e papà, una realtà attiva H24. È una ricchezza che questo territorio deve avere per permettere che le mamme stiano vicino alla loro famiglia e vicino ai loro bambini, e soprattutto che sia garantita la migliore assistenza per qualunque mamma che partorisce. Come sempre continuate a mandare le vostre segnalazioni dei presepi, il 2 presepe Natale 2017 con questi riferimenti come di consueto, la mail, il numero di telefono e il numero di SMS e WhatsApp. Arrivano tante segnalazioni anche di personaggi noti ad esempio nella Marca come Giancarlo Iannicelli. Noi lo conosciamo come meteorologo ma anche come consigliere comunale, ma è anche un esperto e appassionato di presepi. Allora vediamo i presepi della famiglia Iannicelli a
È una collezione acquisita, realizzata pian pianino negli anni, perché poi le statuine sono preziose, quindi costano anche. Il più bello è questo, come vedete, dà bene l'idea del calore della nascita del bambino Gesù. Vedete tutte le statuine fatte a mano in legno di origine altoatesina. Quest'altro presepe è sempre fatto con statuine in legno, ecco, sono appassionato appunto della scultura sul legno, anche questo su tirolese. Negli anni, nei secoli scorsi, naturalmente essendoci povertà sempre sulle zone di montagna e non potendo quasi nessuno permettersi il presepe, ecco, c'era chi andava in giro trasportando sulle spalle i santi e nel caso di Natale, ecco, il presepe. Come vedete è una statuina un po' più grande, ma non arriva a 20 cm e anche questo ha scolpita appunto in questo piccolo pezzo di legno 16-17 figure ed è anche questo molto bello secondo me. Con queste immagini ci salutiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento pressoché ovunque. Vediamo il dettaglio del 30 dicembre. Sul Veneto alta pressione a garanzia di un tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Sarà una bella giornata di sole anche sulla nostra regione, bel tempo dunque con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili soltanto locali e innocui addensamenti. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento al mattino con cielo poco nuvoloso. Col passare delle ore saranno possibili locali nevicate sui confini alpini a 1300 metri circa. Temperature massime tra 3 e 6 gradi, minime sotto zero. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti moderati da ovest localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.